Buonasera a tutti, vi siete voi, nuova di oggi, il 21 del suo mese di Triulasa. Bene tornati a tutti. Bene, cominciamo diretto come da solito, la nostra tela come si presenta a Saida, ideata e entrare direttamente in andare a baitare come te oggi si presenta Saida. Fatto programmato che a Edes, insomma, siete vedendo per questo quello che non è proprio biaitino, ma un pacchetto andiamo annuato, ecco, dai, perché tre tende, un pacco colore grigio, murro, là, insomma, eh, non sono lì è proprio decisa, ma poi devo non a sottaravallo, intanto con la murassa tagliata, che per vedere la fotografia della manna, ecco qua, e andiamo a vedere un'altra seconda fotografia, ecco, più, fatta sempre adesso, ma che si punti, che vuol dire che vedete di una spalla eolica, mica dire, questa è una palla eolica che scopre in direzione del Saturno e poi è un'altra in Monteruio, chi quello non è proprio liquido, quindi non si vede proprio bene. Ma i dimorite non ha la carrozza a cavallo, cominciamo da via de Oie, non ha la verso Custora, verso Raldecche, che è libero, ma verso a 9 non lo sa Cartinoghedda, e resta libero su quello fino a Salduala. A Salduala cominciano a si presentare le nuvole e a conquistare un pacco reita. Poi abbiamo scalare la temperatura. Ecco, mercoledì che lo libero tutto da via e quindi non batte, non si presenta la nube e il calore non la deve scoprire tutto, però devo stare la stessa temperatura. 39 gradi sono, quindi però passato adesso 42, 43, pensate la die e 36 gradi, stranamente grazie a 3 gradi di manco di oggi. Temperatura minima di oggi è 20 kg, temperatura minima di casa 23. Bene, Bosamento che per questa bella iniziativa in onore del Battiere del Bannino, eh, impiegata da Giovanni Villa, il poeta, sarà despedita del suo mastro umano, per moneta di poesia, però Battiere del Bannino. Vi potete arrivare tramite questo link che bestino che lo potete zappare o questa pagina del Villa oppure questa pagina del DSTV che ha un partito su articolo lo posto che vedi sulla pagina del Villa. Basta che mi premetta sopra e apparite come teatro, poi scaricare sul libro che è in formato PDF. Poi li scarico io pure, calcolo con la palleghere, le poesie, in effetti non ho abito il tempo, non mi impegno soltanto, però la fa fare questo manzano, deve scaricare il libro e poi dopo lei scarichi poesia. Ecco, per venire articolo il sito di Nuova Sardegna, poi l'abbiamo pure leso, il canto di poeti e amici per su Mastro Bagno, Battiglio Bambino. Biti, scaricabile gratuitamente, una raccolta di versi, omaggio corale di 40 autori a cura di Giovanni Villa. Poi abbiamo dato l'iniziativa, ecco discussa del cinema sotto le stelle, Nemos andando per mare, este è un cinema in l'attore principale è stato un amico mio, lo conosciamo da Meta, este un amico di Giovanni Masia, insomma, che dessa zona del Sassari, che binara una saida sua, binara una a Costarghera, vabbè, come non mi viene in conca, e comunque questo lo proietta nel Lugula al 23 a sa 9 e mezza in piazza del Solballo, cinema sotto le stelle, serate di proiezione estiva, proiezione del film Nemos andando per mare, ma marca film presenta Odissea di un pastore di capre inabile al nuoto.
Insomma, non è che si lega a metà bene questa locandina che mi ha mandato Antonio Marras, però dico un po' di metà vedete se non fai danno. Lo bello cinema di Abele, girato tutto qui, un attore non professionista, chi sei Giovanni Masia, che è un pastore, insomma, ecco, chi si è prestato a fare la parte di Ulisse. Andiamo da innanzi, mettiamoli sul giornale, Unione Sarda, il caldo non abbandona l'isola, vigile del fuoco muore per un malore in un'esercitazione sull'Alto Temo. Mischino. La protezione civile, l'allerta, rinnova l'allerta caldo, la mitigazione delle temperature estreme slitta, forse a domani. Un vigile del fuoco di 60 anni, Pietro Isola, istruttore del soccorso, è morto per un malore durante un'esercitazione nella zona dell'Alto Temo, a Monte Leone Roccaduria. Il fronte degli incendi continua a far paura, fiamme anche avanti al Materolvia e oggi scioperano gli agenti forestali. Nelle campagne quantifica col diretti danni per almeno 10 milioni. Solanas, omicidio stradale, incidente che pensate a galleria del San 120 Kim, 2 morti, indagato l'autista del van. È indagato per omicidio stradale il 69enne alla guida del van che sabato si è scontrato con un utilitario sulla 125 van. All'uscita della galleria di Solanas, nell'impatto, hanno perso la vita Rodolfo Monaco e Giuliano Orti, 78 e 50 anni, praticamente con due schieni vinto nel sacco in Becchento. 12 feriti a bordo del furgonato e di una terza auto rimasta coinvolta nell'impatto. Gli inquirenti hanno raccolto le immagini della videosorveglianza e le testimonianze di chi ha assistito all'incidente o è intervenuto poco dopo. Europa senza leadership, Luca Zaia boccia Ursula. L'ex governatore del Veneto in Sardegna. Sulla leadership UE la bocciatura è senza appello. Von der Leyen non ha il peso di Trump o di Xi Jinping. Sul fronte interno piena la promozione la promozione al governo Meloni, di cui Luca Zaia, il leghista che piace alla sinistra, sottolinea i risultati economici, con lo spread a valori infinitesimali e la ricomparsa nel ranking. Zaia sta portando in giro nell'isola il verbo del federalismo con il suo libro Autonomia, la rivoluzione necessaria, ma parla a tutto campo dell'Ucraina e del caso Ruggero. Rogo invia Ada Negri, distrutte 4 auto. La Nusei, bottiglia incendiaria sull'auto della vice sindaca, tanto può anche sempre bene. Unione Sarda, cioè Nuova Sardegna, scusate, balneari, scoppia la rivolta, prorogate le concessioni, cioè prima o poi si arriva a applicare il dettato europeo, insomma, dopo questa concessione del balneare, della spiaggia, ma pare che insomma hanno tappato una maniera per non andare all'asta. Richiesta alla regione, fate una legge come in Calabria. Trasferire in Sardegna il modello Calabria per evitare che tutte le concessioni balneari finiscano indistintamente a gara alla scadenza del 2027. È la proposta avanzata dalla Confindustria alla Regione. Io amministro con il cuore per la gente, con il cuore per la gente, io amministro con il cuore per la gente. Serve più sicurezza. Lei che è il governatore Luca Zaia a Porto Rotondo e in una intervista si racconta e spiega la sua rotta politica. Addestramento con gli elicotteri, il vigile del fuoco muore durante una esercitazione. Sentenze e giudizi, vale il codice penale, non il furore popolare. Questo è il nuovo articolo di fondo di Giampaolo Di Muro. La giustizia penale sta diventando dimensione normale nella nostra quotidianità. Ci accompagna nelle discussioni, nella lettura dei giornali, nelle trasmissioni televisive e nei social. È di argomento politico e elettorale. Tutto ciò è
comprensibile perché l'opinione pubblica si forma liberamente. La stima di Coldiretti, incendi e danni per 10 milioni e l'isola continua a bruciare. Troppi sconfinamenti dei nudisti, ad Alghero arriva la polizia locale. Porto Conti, tensione tra i bagnanti a Baia delle Ninfe. Una convivenza non sempre facile, specie se qualche naturalista dimentica i confini della propria spiaggia e sconfina in una passeggiata tra i turisti che preferiscono mantenere il costume. Al centro della polemica il confine tra la spiaggia naturalista di Porto Conte e Baia delle Ninfe e l'arenile frequentato dai bagnanti non naturalisti, non naturisti. E vabbè, insomma. Siniscola, vandali scatenati, danni ad arredi e cartelli. Dopo il caso del beach bus arrivano nuove segnalazioni. Insomma, Siniscola sono danni teacre può istruire. Tutti a scuola siamo a tenere l'Ode di cucito creativo. L'Ode si è concluso con successo il laboratorio del CEAS. L'Ode si è svolto nei giorni scorsi il laboratorio di cucito creativo e riciclo tessile, nato dalla collaborazione tra il CEAS Montaldo e la stilista Barbara Dalu. L'iniziativa rientra nel progetto dal titolo Vestiti di Futuro, promosso dall'amministrazione comunale e dal centro di educazione ambientale locale. È stata una giornata intensa e ricca di creatività, condivisione e azione concreta contro la fast fashion, dicono gli organizzatori dell'iniziativa, armati di vecchi abiti, scampoli dimenticati e tanta fantasia. I partecipanti al laboratorio si sono immersi nei principi dell'economia circolare, dimostrando che ciò che spesso consideriamo scarto ha in realtà un potenziale immenso. Cioè praticamente la estesi usata, la chi non so un po' di moda, hanno boccato estesi, insomma, che sono, oh, si può tentare a vestire, sono proposta bella e originale. Nuovo assalto al Postomat e caccia alla banda modulare. Mamoiada, banditi, via senza bottino. La cassa ha resistito. Non è stata chiesa ai vizi che l'hanno boccata all'Impio, in che pare chi non si è resistito anche da caricare. Hanno lasciato in viene sotto miei. Droga e lesioni, 2 arresti e 15 denunce. Le Siniscola maxi operazione dei carabinieri, sanzionate anche alcune case vacanti. Vasta operazione dei carabinieri della compagnia baroniese, con l'arresto di 2 persone e 15 denunce. A San Teodoro arrestato un trentenne che spacciava cocaina, sequestrati anche 3.400 euro provento dell'attività illecita. Altri 8 giovani tra 18 e 30 anni segnalati al prefetto perché sorpresi con modifiche e quantità di droga. Un 51enne arrestato a Siniscola per resistenza, lesioni e minacce. I carabinieri intervenuti in un'abitazione per placare un dissidio sono stati aggrediti e un militare ha riportato lesioni. Ai ai ai. Calma bestia, tutte seppette questa droga. Un errore storico non applicare la specialità sarda, questo è Zaia, ma scommetti che si predicano subito. Dalle preferenze bocciate al caso Roggero, lei che è il governatore ha tutto campo e sul centro-sinistra non ha identità. Luca Zaia nell'isola, con il suo libro sul federalismo, questa riforma della Lega farà crescere l'Italia. Potevi scrivere. Esiste in Sardegna però. Sviluppo dei territori, l'ultima spiaggia contro lo spopolamento. Dalla regione il progetto di Istare, comuni in rete per essere attrattivi. Ecco qua così tornate la formula. Vediamo se funziona, centinaia di milioni in campo, meloni da sfruttare al meglio per combattere la crisi demografica. Vediamo questo progetto Istare, in italiano rimanere,
è il nuovo strumento di programmazione territoriale della regione presentato ai sindaci dall'assessore alla programmazione Giuseppe Meloni. Ai sindaci, ma anche ai presidenti delle unioni dei comuni, delle comunità montane, delle province, delle città metropolitane. Il titolo in sardo, scelto dall'assessore, richiama l'obiettivo strategico del piano, ovvero rilanciare le aree interne, valorizzare le vocazioni di ciascuna comunità e rafforzare l'attrattività, favorendo la creazione di reti e opportunità di crescita, creando le condizioni affinché persone, imprese e comunità possano scegliere di vivere, lavorare, investire, ritornare e nel caso costruire il proprio futuro nei territori della Sardegna. Nuova stagione, spiega Meloni, parte una nuova stagione, è una fase ancora di ascolto, c'è stata una delibera di giunta il 1° luglio e noi sentiremo ancora i territori come abbiamo già fatto all'inizio della legislatura. Il 7 ottobre ad Arborea allora, li sentiremo il 7 ottobre ad Arborea. Le risorse ci sono, si tratta di fare in modo che i fondi già investiti continuino a produrre benefici, mettendo in una connessione comunità, imprese e competenze così da costruire opportunità stabili e durature. E credo che le centinaia di milioni di euro messi a disposizione da fonti regionali, dal Fondo Europeo di Sviluppo, dalla FSC debbano essere messi a frutto per fare in modo che la nostra regione combatta anche in questo modo lo spopolamento. La Sardegna deve viaggiare tutta alla stessa velocità, rispettando le vocazioni di ogni territorio. Ma di quanto stiamo parlando? Finora la programmazione territoriale ha coinvolto 293 comuni e 37 tra unioni di comuni e comunità montane, finanziando in un primo momento 790 interventi con 4 milioni a ciascuno a cui si sono aggiunti in fase di ottimizzazione ulteriori 225 milioni. Un patrimonio, si legge in una nota della Regione, che oggi rappresenta la base da cui avviare la nuova strategia. Istare, appunto, che guiderà il passaggio nella nuova stagione, coinvolgendo gli enti locali nella costruzione e nell'attuazione delle nuove politiche territoriali, che riguarderanno anche il SULCIS Iglesiente, ambito territoriale non compreso nella precedente fase di programmazione. Ma stiamo a dire sul progetto pare buono. E spero che potrà essere un articolo bello che tutto. La Sardegna scommette sul design, ecco, questa è una bella cosa. Il presidente Meloni, l'isola è diventata un laboratorio di innovazione. Dati incoraggianti nel 2025, più 8,6% di imprese, l'Esploit di Oristano. Settori più vitali, tessitura, abbigliamento, ceramica, prodotti per l'edilizia, carta, mobili, gioielleria, lavorazione del vetro, coltelleria, illuminazione, elettronica e nautica. Beh, una bella. Super bonus, nuovo modello. Approvato il nuovo modello utilizzabile dal 23 luglio con le relative istruzioni per comunicare all'Agenzia delle Entrate lo sconto in fattura e la prima cessione del credito spettanti per gli interventi edilizi da Superbonus 2026. Le opzioni possono essere recittate solo nei casi residuali, consentite dall'articolo 119,8 ter del decreto legge 34 2020 e dall'articolo 2,3 eccetera eccetera. Vabbè. Poi diamo il temore ma questo è super buono. Ma da innanzi maschere al sit-in e insulti sui social. Ai ai ai. Cosa si indica la finanza? Non si fermano le polemiche sul sit-in di Cala Finanza con una decina tra Mammutone, il Soccatore e De Moiale, coinvolti nella manifestazione contro gli investimenti saldo brasiliani davanti all'isola di Tavolare.
sindaco di Momoiala, Luciano Barone, non solo ha preso le distanze alla manifestazione, ma rispondendo ai commenti sui social ha ribadito la sua posizione. Per chi ancora fa fatica a capire da che parte sto, non posso che dire che io sto da una parte sola, e quella parte è quella della terra che mi ha dato il Natale. Ah beh, noi invece siamo sacrati, secondo te, meno male, anche quanto non partito italiano. E lo faccio con amore e con la bava alla bocca, cercando nemici ovunque da poter abbattere. Cerco di ricambiare, prendendone cura tutti i giorni, a partire da piccoli gesti quotidiani, recuperando quello che l'umanità consuma, rifiuta e spesso abbandona nei luoghi che chiama terra santa. E questa mia quotidianità di dedizione e cura costante va avanti nonostante lo scherno e il disprezzo o le mai concluse campagne elettorali, sempre utili a palesare la pochezza di ognuno. Chi vuole venga pure a trovarmi e così potrà condividere con me un po' di questa mia quotidianità. Per chi si svilisce ricorrendo a commenti sessisti, credo che ci sia bisogno di commentare oltre. Non ci sia bisogno di commentare oltre. L'ultimo riferimento è a una dichiarazione di una esponente di Surra che, rispondendo alle osservazioni di Barone, aveva controargomentato segnalando l'utilizzo delle maschere di Momoiala come puttane a ore. Le iniziative turistiche per le iniziative turistiche e commerciali. Va detto, una valutazione condivisa da tanti sui social. Altri commenti invece con insulti e minacce potrebbero avere degli strascichi penali. E vabbè, chi lo tocca su Bobboni vi dovete aspettare. Niente gare per le spiagge sarde, copiamo il modello. Calabria, Confindustria, nell'isola solo il 20% degli arenili è occupato da stabilimenti. Le concessioni possono essere prorogate, ma la regione per ora non risponde. Questo è un problema serio. Multa da 550 milioni ad AliExpress, l'UE non limita i prodotti illegali, cioè praticamente AliExpress pare chi è nata pure, prodotto contraffatto. La piattaforma di e-commerce si difende. Ci proviamo, multa spropositata. Multa da 550 milioni ad AliExpress della Comunione Europea, la piattaforma e-commerce avrebbe violato la legge sui servizi digitali. Secondo l'esecutivo europeo ha adottato misure insufficienti per contrastare la vendita di prodotti illegali, pericolosi e contraffatti e ha ordinato alla piattaforma di e-commerce cinese di adeguarsi alla normativa europea. AliExpress, di proprietà del colosso Alibaba, ha tempo fino al 20 ottobre per presentare un piano di azione alla Commissione per la quale non ha valutato coerentemente se disponesse di personale sufficiente per esaminare i prodotti potenzialmente illegali e sovrastimato l'efficacia del suo sistema nell'individuare e rimuovere i prodotti illegali. Chiaramente non è che già finisce il prodotto, sono intermediatori, insomma. Delfante, Oppas su Team, cioè praticamente Poste Italiane, svolta storica. La D di Poste commenta l'offerta di acquisto dopo il via libera del CDA di Team. Al via il periodo di adesione all'offerta pubblica di acquisto e scambio promosso da Poste Italiane su Team, che durerà fino al prossimo 11 settembre. Dopo l'ok del CDA di Team, all'operazione la definizione da parte di Poste degli obiettivi industriali del progetto, a prendere la parola sono stati i vertici dei due enti che si sono rivolti ai rispettivi dipendenti. Con l'OPAS sul team inizia una nuova fase della nostra storia. Insomma, Poste Italiane si scomporranno in tutto.
Fakir morto durante l'arresto, indagini sui poliziotti e sanitari. La procura ha acquisito le comunicazioni radio tra questura e volanti. In cui poi non si iscritti. A Bologna oltre 5.000 persone in piazza. Nel corteo anche il sindaco e il governatore. Scontri tra polizia e antagonisti. Oltre 5.000 persone si sono riversate ieri sera in piazza del Nettuno a Bologna, invadendo piazze e vie limitrofe per rispondere all'appello del sindaco Matteo Lepori per chiedere verità e giustizia per la morte di Abderrahim Fakir, avvenuta durante un intervento di polizia nel rione del Pilastro. Una manifestazione pacifica che ha avuto però una coda complessa. A fine presidio la polizia ha lanciato lacrimogeni per allontanare i manifestanti radunati in piazza Roosevelt. Davanti alla prefettura si è registrato un fitto lancio di oggetti verso i poliziotti. Tornando alla prima parte della manifestazione, oltre al sindaco c'erano il presidente della regione Michele Pascale, il presidente della comunità islamica di Bologna, Yassin Lafram, il PD, il M5 Stelle, AVS, ma soprattutto tanti bolognesi e tanti giovani che urlavano la parola giustizia a più riprese. E speriamo che resano anche se la capo e anche se la giustizia ti dichiara. Sulla competitività l'UE fa sul serio, pranzo di lavoro per fare il punto sulle riforme e sulla concorrenza USA e Cina. La presidente von der Leyen ha ricevuto Mario Draghi, incontro positivo. A quasi 2 anni dal lancio del suo rapporto sulla competitività, Mario Draghi non si arrende, chiede di essere ricevuto dalla Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen per fare il punto sull'attuazione delle riforme da lui indicate per lanciare l'Unione Europea di fronte alla concorrenza galoppante di Stati Uniti e Cina, da cui il pranzo di lavoro tra i due nella sede dell'Eurosecutivo UE. La Sardegna scommette sul design, e questo l'abbiamo già visto. E andiamo all'ultima pagina, Inghilterra, Burnham è premier, riforme immediate. Gran Bretagna, la telefonata con Trump, gli auguri di Meloni e il via libera alle trivelle. Il piano decennale a lunga citata per mettere le basi di un cambiamento profondo del Regno Unito, del suo modello politico e di quello economico, e provare a restituire stabilità ad un paese che dopo la Brexit sembra averla perduta, ma anche misure sociali immediate per dare ossigeno a chi sta peggio. È il messaggio con cui Andy Burnham, 56enne ex ministro ed ex sindaco di Manchester, calato su Londra dall'Inghilterra, un tempo operaia del Nord, inaugura il suo governo a Downing Street, settimo inquilino in 10 anni, in una girandola di premier, 5 Tory e 2 laburisti, mai vista quella girandola del simile nella storia moderna dell'isola. Trump, chi uccide un soldato pagherà, un nostro soldato pagherà. Greggio e gas continuano a salire, prezzi alle stelle per benzina e gasolio. Continuano i raid degli Stati Uniti, l'Iran e gli Houthi vogliono bloccare anche l'Arabia Saudita. Morto il giornalista a cui Donald Trump confidò l'ira contro Meloni. È morto a 50 anni Daniele Compatangelo, il giornalista di La 7, corrispondente dagli Stati USA, alla ribalta delle cronache politiche per la recente intervista telefonica a Donald Trump, che ha scatenato lo scontro con la premier Giorgia Meloni. È scomparso improvvisamente a New York a causa di un malore. Nato a Savona e cresciuto a Torino, da molti anni si era stabilito negli Stati Uniti. In 25 anni di carriera aveva collaborato con molte testate.
rapporti tesi, Tajani durissimo, via l'addetto militare dell'ambasciata italiana a Mosca. Praticamente avevano vendicato prima la convocazione dell'incaricato d'affari italiano a Mosca, Giovanni Scoppa, e poche ore dopo l'espulsione dell'addetto militare e di un suo collaboratore. Come aveva promesso, la Russia ha risposto in modo simmetrico all'allontanamento da parte dell'Italia di 2 addetti militari russi all'inizio del mese, accusati di spionaggio contro Roma, una mossa tit for tit, vabbè, dente per dente, che aumenta la tensione diplomatica tra i due paesi, testimoniata dagli attacchi al presidente Sergio Mattarella e alla premier Giorgia Meloni. In questo terminamos este nuevo de hoy y nos damos appuntamento dopo a casa. Bene, a mentre vedere devono a tutto, dai, visto che adios e mezzo a